Eder, Mac, Pallister. Subito dopo la scomparsa di Liliana decidi di regalare le sue cose, tra cui la sua fotocamera. La sua fotocamera. È una fotocamera che usavamo così quando andavamo in moto, in bicicletta, così da battaglia, che non usavamo più. Allora sono andato da questi miei amici, gli ho detto guarda tenetela, un pensiero per Lilli, ma non 2 giorni dopo. Io sono andato lì da loro al 26 dicembre perché loro avevano fatto a casa loro la festa con la famiglia e poi mi hanno chiamato, mi hanno detto guarda c'è tanta roba avanzata e se vieni a pranzo da qua. E io in quell'occasione ho portato, io ho dato queste cose, anche altre cose ad altre persone. Ho detto guarda quando Lilli tornerà me le ritorno. Quando Lilli tornerà me le ritorno. Me li ridai. E allora questo era il mio pensiero. State vicino a queste cose che sono nostre, le nostre cose più care. Io ho dato le nostre cose più care. Certo che pensavo che sarebbe tornato. E qui adesso qualcuno sospetta che Sebastiano ha dato direttamente queste cose da far recapitare a Liliana, visto che probabilmente, per quanto emerge, era lei tenuta da qualche parte. Ciao Eder, grazie del breve spazio che mi dai, per confermare le nostre anticipazioni date nei giorni passati in cui abbiamo affermato che la Cattaneo avrebbe permesso di riaprire il caso di Liliana Resinovic. Viene quindi confermato che azioni di terzi ignoti hanno confezionato la messa in scena cadaverica, ancor prima sono intervenuti a dettare la morte non volontaria della Lilli. È quindi evidente che ci sia stato un alterco forte e che la Lilli abbia sbattuto la tempia violentemente e da cui poi è insorto il problema cardio-respiratorio con l'esito che conosciamo della morte asfittica. Oggi quindi si riapre il caso ed anzi in anteprima come sempre e solo sul tuo canale possiamo dirti che i terzi sono più di 3 perché le angolazioni particolari delle lesività suggeriscono un'azione lesiva che proviene da più parti e quindi da più soggetti, tra l'altro necessari poi anche per lo spostamento più agevole del corpo avvenuto tra giorno 3 e 4 gennaio, ovvero appena morta la donna. Finora con le indiscrezioni ci abbiamo preso, quindi possiamo dire di essere stati i primi ad aver anticipato certe cose. Adesso c'è un altro elemento che possiamo anticipare: ci sarebbero 3 persone italiane attenzionate, non indagate ma attenzionate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.